Buon pomeriggio a tutti dall'ippodromo Arcoveggio. Martedì di corse che comincia con una categoria D riservata ai gentleman. Sono in 6 al via. 1 Turbine LP, Massimiliano Michelotto, 2 Volte Mornal, Monica Gradi, 3 Putnik Daghi, Matteo Zaccherini, 4 Uramaki Lux, Filippo Monti, 5 Valdest, Patrick Romano, 6 Vampira Gifont, Federico Bongiovanni. Stacco della macchina, veloci, Turbine LP, Putnik Daghi e Uramaki Lux. Alla fine rimane davanti Turbine, cerca di mettersi secondo Matteo Zaccherini con Putnik Daghi, mentre è di fuori Uramaki Lux. Con in schiena Vampiria Gifont che si mette quarta alla corda, poi il 5 di Valdest all'esterno. Prosegue di buona lena Massimiliano Michelotto con Turbine LP. E sembra intenzionato a correre davanti, arriva al paletto dei 400 metri in 29,3. Putnik Daghi sempre secondo alla corda, con Uramaki Lux che affianca Volde Bornal che è terzo davanti a Vampira Gifont, mentre in pariglia c'è la Saura Valdest. Arriviamo al paletto dei 600 metri in 45 scarsi, con sempre andatura costante da parte del filo di Gorfont. Putnik Daghi secondo alla corda, con Uramaki Lux che avanza gradatamente sui primi, sempre trascinandosi Valdest, 14,9 qui davanti alle tribune, viene fuori 59,8 per il primo giro, con Turbine LP stappato dal suo interprete, sempre Putnik Daghi seconda alla corda davanti a Volde Mornal e Vampiria Gifont in coda. Chilometro in 1,15 secco, ritmo costante, ancora 15,2 la curva, sempre Turbine LP in vantaggio che viene sollecitato, gradatamente si porta su di lui Uramaki Lux al pari di Valdest, poi lascia la corda anche Vampiria Gifont, retta di là, passata in 15,4. Siamo sull'ultima curva con sempre in vantaggio Turbine LP, Uramaki Lux all'esterno. Prova a muoversi dalla coda Vampiria Gifont che trova però l'anticipo da parte di Valdest. Ancora tutto da giocare a 200 metri dalla conclusione, si presenta ancora in vantaggio Turbine LP, di fuori Uramaki Lux, di dentro Putnik Daghi, ultimi 50 metri, ancora Putnik Daghi lungo la corda dall'esterno Valdest e sul palo Putnik Daghi viene a vincere con Matteo Zaccherini. 14,6 la retta d'arrivo, 2,42 il totale, 1,14,8 la vittoria per il figlio di Brandy dei Fiori, che a 11 anni dimostra ancora ottima condizione. Il training è quello di Paolo Romanelli, colori della scuderia Limitless di Matteo Zaccherini, che lo ha ben interpretato. Si è gettato di dentro ed è venuto a cogliere la sua 41esima vittoria in carriera. La quota al totalizzatore per Putnik Daghi 5,40.